Grazie, buongiorno a tutti, io sono particolarmente lieto di essere qui e consentitemi di iniziare questo intervento con il ringraziamento a tutti voi e a tutti coloro i quali hanno reso possibile questo momento di riflessione e, perché no, hanno anche aiutato l'amministrazione regionale a fare nel modo corretto il focus, a centrare il focus su un tema importante e strategico. Un ringraziamento a tutti, un ringraziamento a Gianluca Lariscia che ha consentito di mettere insieme tutte le varie componenti, un ringraziamento particolare all'onorevole Ciccu che, come suo solito, è sempre molto attento a quelle che sono le dinamiche che muovono in qualche modo tutte le componenti che portano a definire le sorti di un sistema, ed è stato capace di guardare lontano e di capire che c'era la possibilità di fare un percorso di natura strategica. Vorrei partire dalle ultime parole del coordinatore, ovvero sia anzi dall'ultima parola, la concorrenza. Ha citato la concorrenza. Oggi la concorrenza è tutto, nel senso che i territori competono. La partita, la sfida si gioca sul piano della competitività, vince il migliore naturalmente, vince colui il quale ha maggiori chance, colui il quale riesce prima di altri, meglio di altri, di arrivare all'obiettivo. Allora non potevamo non partire da questo per capire che ci sono delle ragioni profonde di natura strategica che portano alla scelta che oggi vorremmo con voi consacrare, consolidare e iniziare un percorso. Una piccola parentesi però la voglio aprire sul metodo, perché è stato detto anche negli interventi che mi hanno preceduto, spero che ci saranno ulteriori contributi da tutti quanti voi. Questo è un forum nel quale in qualche modo, anzi l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di sentire un po' le voci di tutti, e io vorrei fare il punto sul metodo. Voglio riferirmi a quello che diceva il professor Sionis quando faceva riferimento alla opportunità di presentarsi con un risultato, con un atto amministrativo, un atto di programmazione. Ecco, io non credo che quella sia la strada giusta, nel senso che ritengo che questo sia un cammino, un percorso lungo che prevede diverse tappe. Per poter essere certi che il primo passo sia rivolto nella giusta direzione, e come diceva qualcuno anche i viaggi più lunghi fatti di migliaia di chilometri iniziano sempre con un primo passo, ma se quel primo passo non è posto nella giusta direzione non ci porteranno mai alla destinazione. Allora credo che fosse fondamentale partire da un momento di confronto che è dato dal tavolo che abbiamo costituito, che è dato da questo momento nel quale ci confrontiamo, e qui pubblicamente non mi nascondo il coraggio della responsabilità e delle scelte, assumere degli impegni, ma questi impegni non possono essere assunti se non c'è prima un confronto. Allora io credo che la Sardegna non abbia più bisogno, perché in passato ci sono stati altri riferimenti che hanno pensato di avere la verità in tasca e hanno calato prepotentemente, anche con un fragore assordante, delle soluzioni sul campo. Non è più tempo di colui il quale ritiene di avere la soluzione in tasca e la cala dall'alto verso il basso. Credo che le soluzioni debbano arrivare dal basso, credo che questo sia il processo e la strada giusta per definirle quelle soluzioni, perché vanno definite insieme, perché i primi protagonisti sono tutti coloro i quali sono qui e col mondo del cavallo hanno non dimestichezza ma qualche cosa di più, hanno radici, hanno passione, hanno una storia che è la storia delle loro vite, ma che sono direttamente legate a quella del cavallo. Credo che fosse doveroso, che sia doveroso sentire tutti questi riferimenti per poter assumere degli impegni e per poter iniziare quel passo e farlo nella giusta direzione. Certamente in questi giorni c'è stato un confronto, quindi noi oggi siamo già in grado di individuare una strada, siamo già in grado di individuare anche e di certificare, di dichiarare degli impegni, e io non intendo sottrarmi a questa richiesta, a questa necessità. Gli impegni li voglio prendere, ma perché prima di tutto credere in questa operazione?
perché credere nel cavallo, nella filiera del cavallo, perché ritenere questa opportunità un'opportunità di tipo strategico. E torno al concetto iniziale, che è quello della competitività e della concorrenza. Oggi, lo diceva Riccardo Maria Monti, è veramente difficile competere sul piano internazionale. E noi abbiamo un modello, che è il modello purtroppo dal quale partiamo, che è un modello che ormai mostra tutti i suoi limiti e ci sta portando a situazioni che sono situazioni drammatiche sui vari territori. Il nostro modello nel passato, a torto o a ragione, è facile fare considerazioni a distanza di anni. Io non voglio criticare chi negli anni allora, 20, 30, 40 anni fa, ha fatto delle scelte. Probabilmente era difficile immaginare il futuro, ma credo che oggi, per decidere che cosa fare per porre rimedio, abbiamo tutti il dovere di provare a guardare lontano, a guardare quel futuro. Noi abbiamo un modello che era basato sull'industria pesante, che in qualche modo doveva anche sostituire i settori tradizionali e che doveva portare benessere, doveva portare ricchezza, doveva portare risposte alla nostra terra. Ecco, ho sentito parlare in questi giorni di ferite, di vendite, di speculazioni. Quelle credo che siano le vere ferite del territorio. Avere degli impianti industriali che sono realizzati in posti anche straordinariamente belli e interessanti sul piano ambientalistico e che oggi soffrono la competizione internazionale e non sono in grado di reggere la competizione internazionale, ci deve far riflettere per capire da dove ripartire. Come è possibile che un impianto possa competere sul fronte del costo dell'energia, sul fronte del costo del lavoro, quando noi andiamo a confrontarci con nazioni nelle quali non esiste la civiltà del lavoro che esiste da noi, e ben venga la nostra civiltà del lavoro, ma quando si va a fare i conti del costo dei fattori della produzione ci rendiamo conto che per sottosviluppo, per sfruttamento addirittura di lavoro minorile delle donne e quant'altro, hanno la possibilità di produrre, di realizzare dei manufatti a condizioni che per noi sono impossibili. E allora si verifica quello che si sta verificando per la Sardegna. Gli impianti esistenti, in un batter d'occhio, sulla base di decisioni che vengono prese a migliaia di chilometri di distanza da noi, vengono presi, delocalizzati, come si dice, la delocalizzazione dei fattori della produzione, e spostati dalla Sardegna all'India, alla Cina, in altri territori dove i fattori della produzione sono accessibili a costi diversi. Allora come reagire? Perché questa è la scelta più importante? Ma per una ragione banale e nello stesso tempo determinante, perché ci sono fattori della produzione che non sono facilmente delocalizzabili, e quei fattori della produzione non facilmente delocalizzabili per noi sono dati dal nostro ambiente, dalla nostra qualità della vita, dalla storia, dalla tradizione, dalla cultura, e tutti questi fattori messi insieme, io lo sto vedendo in questi anni, Riccardo Maria Monti lo potrà testimoniare, sono dei valori straordinari sul piano del mercato internazionale, sono valori che vengono riconosciuti, sono valori che noi dobbiamo mettere a sistema, e allora dobbiamo ripartire da noi stessi. Il cavallo rappresenta un eccellente esempio di questo tipo di ragionamento, perché il cavallo fa parte della storia della Sardegna, fa parte della nostra tradizione, fa parte della nostra cultura, ma il cavallo non è solo tradizione, storia e cultura, il cavallo è economia, ed è questo che bisogna capire, ed è qua che bisogna mettere insieme i vari elementi per poter promuovere un territorio, e in qualche modo la paura della dominazione, di essere sopraffatti. Io credo che il primo sforzo che dobbiamo fare è di tipo culturale, dobbiamo prenderci carico e impossessarci nel modo corretto e completo di quelle che sono i nostri valori, le nostre caratteristiche, e dobbiamo non andare a essere terra di conquista, ma essere noi conquistatori, e lo possiamo fare perché quando andiamo in quei mercati e proponiamo le nostre eccellenze, quando esprimiamo quel potenziale, come diceva Gianluca Laliscia, siamo capaci di andare con una dotazione che ci consente di avere un armamento straordinario, possiamo farlo da conquistatori, e allora non dobbiamo aver paura, deve esserci una Sardegna che non ha paura di aprirsi al mondo, di aprirsi ai mercati, di guardare lontano. Allora siamo convinti tutti, per queste ragioni, che proprio dalla necessità di ripartire da noi stessi dobbiamo pensare
ha degli asset strategici, e quello del cavallo, la filiera del cavallo, è esattamente uno di quelli che poi coniuga in modo perfetto, è trasversale a diversi settori, è profondamente connaturato nella nostra tradizione e nella cultura, è capace di dare opportunità di lavoro, perché non si è detto, perché non c'è bisogno di raccontarlo a voi, perché lo sapete voi meglio di me, ma tutto quello che il cavallo comporta, le opportunità di lavoro, i posti di lavoro, l'indotto, il mercato che il cavallo mette insieme, è un qualche cosa di veramente importante. E allora credo che non ci siano dubbi, e ci siano anzi ragioni strategiche profonde e importanti per affermare che il cavallo va aiutato, che questa filiera va recuperata. E partiamo purtroppo da un dato che è un dato molto triste, perché la prima presa d'atto, affermata la strategicità del percorso, è quella dello stato di salute del settore. Allora sono i numeri che parlano, purtroppo. Io sono solito assumermi le mie responsabilità, e sono qui per assumermi anche la responsabilità di forse qualche anno, mese o 4 anni di ritardo. Sono qua pronto a farlo. Certo, mi pare che prima del sottoscritto non ricordo anni particolarmente felici, forse se ci sono stati 4 anni di silenzio, temo ci siano stati prima anni, ahimè, non di silenzio, ma di quel fragore che portava a provvedimenti che hanno spazzato via l'incremento ippico, consentitemi di dirlo, che hanno tolto il cavallo dalle misure comunitarie. Non mi pare che ci sia stata attenzione, anzi mi pare che ci sia stata un'opera di demolizione. Noi stiamo arrivando tardi, non lo so. Io credo che in questo momento abbiamo tutti quanti il dovere di guardare avanti e di metterci insieme per costruire qualche cosa di serio. E come si può fare? Prima di tutto, è stato detto anche negli interventi che mi hanno preceduto, la filiera è una filiera lunga, cioè iniziare a lavorare oggi per un cavallo da corsa significa avviare un percorso che dura probabilmente 5 anni, forse qualcosa di meno, ma che comporta tutta una serie di passaggi. Tra l'altro, questo consentitemi di dirlo, mio nonno si chiamava come me, Ugo Capellacci, faceva l'agricoltore e l'allevatore, e in quel di Iglesias allevava cavalli, quindi in famiglia, grazie al cielo, l'aria, l'atmosfera l'ho sempre vissuta, e a cavallo ci vado sin da bambino, quindi qualche cosa non sono un esperto, però certamente qualche cosa del cavallo posso dirla. Allora è evidente che c'è un primo dato, si parte da una situazione di crisi pesante, e sono i numeri che parlano, dicevo, perché abbiamo rispetto ai numeri di qualche anno fa un crollo vertiginoso di quelle che sono le nascite dei puledri. Dobbiamo dare agli allevatori gli strumenti per poter invertire la tendenza. E allora il cavallo nei primi 3 anni bisogna dedicarci senza avere ovviamente possibilità di ritorno, è dai 3 anni in poi che può essere destinato alle corse, poi vive una sua stagione su quelle che sono le corse, c'ha una ulteriore vita e stagione che può essere data proprio dall'endurance, ed è importante che ci sia questa manifestazione. Peraltro, diciamocelo, è straordinariamente importante che siano quei paesi che oggi sono presenti qua ad assisterci, ad essere qui con noi a fare questo ragionamento, perché è lì che c'è l'università dell'endurance, è lì che c'è il mercato, ed è a quel mercato che dobbiamo rivolgerci. Allora, dicevo, c'è necessità di assicurare agli allevatori quel giusto intervento e rimedio che possa consentire di vivere questi 3 anni. Noi abbiamo discusso, o si è discusso in quel tavolo, e si sono individuate delle prime soluzioni. Io vorrei partire dicendo subito che la prima cosa da fare è, a conclusione anche di questa giornata di approfondimento, verrà fatta e verrà trasferita in una delibera di giunta che assumeremo nelle prossime settimane, è individuare gli interventi urgenti, i primi. Dopodiché bisogna dar seguito al ragionamento, a questo processo che oggi abbiamo avviato, immaginando quegli interventi di natura strutturale che possono
creare condizioni per fare un ragionamento di medio e lungo termine, che poi è quello importante. Quindi tamponare immediatamente l'emergenza e incominciare a lavorare subito al lungo termine. Peraltro, apro una parentesi, oggi noi ci troviamo qui a margine di questa bella manifestazione dell'Endurance, in questo forum dell'allevamento del cavallo. Io la prima proposta che faccio è quella di dare continuità e di decidere oggi che il forum dell'allevamento del cavallo sia un appuntamento annuale nel quale fare il punto della situazione, fare anche il bilancio di quelli che sono gli impegni presi e poter ragionare in questi termini. E mi piacerebbe anche pensare che l'evento possa essere intitolato proprio alla memoria di quel grande signore che si chiamava Beboardo, che ebbi la fortuna di conoscere molti anni fa in una conversazione, in un'occasione rotariana mi pare, e nella quale riuscì veramente a far emozionare i presenti, trasferendo tutta la sua passione, ma soprattutto, perché quella era la sua capacità, non solo trasferire la passione, ma aprire con grande lucidità una finestra su quelle che erano le opportunità che dal cavallo arrivavano e quindi le prospettive per quel settore. Allora, la prima cosa credo che sia questa. Dopodiché ci sono interventi urgenti rispetto ai quali ovviamente bisogna assumere degli impegni in termini di risorse, e questo è un altro dato. Allora, io credo che ci siano 3 interventi che possono essere messi in campo subito e nascono da una base di risorse che è in parte contenuta nella finanziaria del 2013, che porta una piccola dotazione, e in parte invece può essere messa in campo attraverso la messa insieme di altre risorse che comunque sono disponibili nel bilancio regionale. E voglio dire, sempre facendo riferimento al metodo, che il processo andrà avanti con un coordinamento che sarà in capo alla Presidenza, e questo lo voglio fare a testimonianza, uno, dell'impegno, del desiderio, della voglia di mettere direttamente la faccia su questo tipo di percorso, e 2, perché comunque è necessario coordinare le varie competenze, perché sulla filiera del cavallo c'è certamente l'agricoltura, che è forse l'attore principale, ma poi c'è la sanità, non si è parlato, forse se ne parlerà dopo, delle potenzialità del cavallo nel campo dell'ipoterapia, e abbiamo stanziato risorse importanti anche per quello. C'è il turismo, la necessità di vendere il nostro brand all'estero, c'è la programmazione per motivi, come dire, di portafoglio. Insomma, ci sono diverse competenze, e allora la Presidenza intende coordinare queste diverse competenze e farla al tavolo, che vede già i soggetti, gli operatori, gli allevatori, gli ippodromi presenti, ma che poi naturalmente è aperto ai contributi di tutti coloro i quali vorranno fare questo percorso. Allora, gli interventi, dicevo, si possono mettere in campo da subito, mettendo in campo i 200.000 euro di risorse che sono dentro la finanziaria, mettendo in campo altri 400.000 euro di risorse che sono già nel bilancio dell'Agris, e mettendo in campo ulteriori 300.000 euro di risorse che sono sempre nel bilancio dell'Agris, che sono rivolti alla ricerca e che evidentemente ben possono essere declinati su un percorso che riguarda direttamente questa filiera. Quello che c'è da fare subito è destinare le prime risorse agli ippodromi, in modo tale da allungare, da incrementare il numero di giornate per le corse. Questo è il primo passo. Il secondo è quello: aumentare il numero di giornate, incrementare il montepremi delle corse, perché anche quello purtroppo sono diminuite drasticamente, non solo le nascite pudenti, sono diminuite le corse, i giorni di corsa, sono diminuito drasticamente il montepremi, e quindi questo rende tutto più difficile. Dico io, ma è nato anche dal confronto, è importante che in qualche modo questo incremento sul montepremi sia diretto agli cavalli nati e allevati in Sardegna, perché altrimenti questo evidentemente non sarebbe come dire,
foriero di un risultato concreto, e quindi io credo che in questo momento dobbiamo concentrare l'attenzione esattamente su casa nostra e su tutto quello che serve per poter fare un evento di questo tipo. Poi a quel tavolo sono emersi tutta un'altra serie di elementi che io voglio citare solo in termini molto rapidi, quasi proprio a volo d'uccello, che riguardano gli interventi strutturali per il rilancio dell'intera filiera del cavallo. E abbiamo il rilancio della selezione genetica, che passa attraverso varie fasi. Le cito rapidamente, le leggo proprio velocemente: l'acquisto di riproduttori per migliorare le linee genetiche, il rilancio del libro genealogico dell'anglo-arabo, oggi abbandonato, come si diceva, dal Ministero dell'Agricoltura, la valorizzazione del ruolo della selezione genetica del Dipartimento Ippico di Agris, a cui restituire la giusta autonomia che è venuta meno nel 2006, la riforma delle fattrici da destinare alla riproduzione, dando un incentivo alle migliori e probabilmente destinando alle riformate ad altri usi, le misure di sostegno agli allevatori, e questo è importantissimo, prima di tutto il ripristino dell'erogazione agli allevatori del premio di buon mantenimento. Se noi non siamo in grado di dare nei primi 2 anni, che sono quelli più difficili, il sostegno per poter mandare avanti l'attività, per poter dar corso a quel processo, cade tutto, non c'è possibilità di costruire niente. L'adeguamento del montepremi, l'ho detto, ma deve essere un qualche cosa di strutturale, l'aumento dei circuiti sportivi nelle varie discipline, il sostegno della presenza degli allevatori nelle competizioni e nelle fiere nazionali e internazionali, perché dobbiamo aggredire il mondo, dobbiamo conquistare il mondo, dobbiamo aiutare i nostri allevatori ad andare fuori, a portare fuori questa eccellenza. Il rilancio dell'assistenza tecnica, che purtroppo è venuta meno, nuovo inserimento nel POR delle misure per il cavallo, sono state tolte, vanno reinserite, su questo non c'è più. E poi c'è la formazione, ci sono tutta un'altra serie di aspetti. Per fare questo ci vogliono risorse. Le risorse che mettiamo in campo da subito e che con una delibera di giunta che terrà conto del risultato dei lavori odierni e verrà portata nelle prossime settimane, metteremo a correre subito quella risorsa che vi ho citato, ma l'obiettivo credo che sia quello di dare uno stanziamento ordinario annuale per il settore, e io assumo l'impegno sulla finanziaria che porteremo in giunta nel prossimo mese di settembre, quindi domani, di portare un contributo che sia un contributo almeno di un ordine di grandezza di 3 milioni di euro, e credo che questo sia il dato minimo su cui partire. Oggi affrontiamo una situazione difficile, dobbiamo recuperare errori del passato, ma affrontiamo una situazione difficile per il rilancio dell'intero sistema Sardegna. Ho detto che dobbiamo fare riferimento alle nostre forze, dobbiamo ripartire da noi stessi per fare scelte strategiche che siano all'altezza della situazione, ma ce n'è una, e ho finito e concludo, e vi prego però di riservarmi ancora pochi secondi di attenzione, che è quella fondamentale, che è quella strategica e trasversale rispetto a tutti i settori, rispetto a tutte le azioni, rispetto a qualunque tipo di attività che sia finalizzata all'uscire dalla crisi, a recuperare, a riportare sviluppo. Ed è l'infrastruttura che non si vede, ma che è quella che è più importante di tutti, è quella immateriale, è quella legata alla nostra testa, è quella legata alla nostra mentalità, è quella legata al nostro approccio. Noi abbiamo iniziato un percorso che è stato accompagnato da una serie di polemiche. Io non voglio entrare nelle polemiche perché non mi interessano, mi interessa però rilevare un dato: è ora di avere un atteggiamento diverso, è ora di avere una Sardegna che non ha paura e che ha coraggio delle proprie scelte. È ora di smetterla di fare o di ostacolare i processi, di fare ostruzionismo per meri fini di tipo propagandistico elettorale, perché facendo propaganda elettorale, facendo questo tipo di politica, noi ci ritroviamo oggi dove siamo e abbiamo necessità di un atteggiamento diverso, abbiamo necessità di aprire la Sardegna al mondo, abbiamo necessità di mettere in campo tutte le forze migliori, abbiamo necessità di mettere nelle condizioni tutti i giovani sardi
di essere conquistatori di quei mercati. E attenzione, quando parlo di giovani sani, i soldi ho fatto già l'elenco e la delibera andrà in giunta la prossima settimana, non c'è possibilità di equivoco. Io sto a Cagliari, Villa Devoto in via Oslavia, se non sarà così la invito tra 15 giorni a venire a trovarmi e dirmi cosa ne pensa. E quando parlo di giovani sardi mi riferisco certamente ai nostri figli, ma mi riferisco a tutti quei sardi che al di là del dato anagrafico, e Beboardo era uno di quelli, sono capaci di essere giovani nell'apertura mentale, sono capaci di essere giovani nel cuore, nello spirito e nell'animo, ed è a tutti quei giovani sardi che io mi appello e che dobbiamo appellarci per cambiare questa nostra meravigliosa terra. Grazie.